Buongiorno, benvenuti su Telecolor, la nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano Trump rilancia l'assalto all'Unione Europea. Intanto oggi Zelensky sarà dal Papa e da Meloni. La Premier per la pace serve unità di intenti con gli Stati Uniti. Zelensky: non daremo terre a Mosca. A Londra fronte con Starmer, Macron e Merz. Ieri ha incontrato i cosiddetti paesi volenterosi, i leader dei cosiddetti paesi volenterosi. E poi c'è una stretta da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda i migranti, rimpatri e paesi sicuri, la svolta dell'Unione. Roma è il sì all'Albania. Regolamenti e centri per migranti. Ancora leggiamo la disfida del cinema, l'offerta di Paramount per i film della Warner, la maxi proposta da 108 miliardi. E poi si parla anche di economia, di export, l'export cinese che vola, supera avanzo di 1.000 miliardi per le merci di Pechino. C'è anche una riflessione su una storia che arriva dalla Sicilia, da Corleone, quella madre anziana che ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. Quelle famiglie lasciate sole, leggiamo, accanto ai figli con disabilità, il dramma di Corleone. Per la cronaca, a Roma è stato arrestato un primario perché intascava delle tangenti. Appunto, il primario arrestato il sistema tangenti, così ti godi la vita, casa, auto, carte di credito, una mazzetta al mese per smistare i pazienti nelle cliniche amiche. Lui era il primario di nefrologia di un ospedale romano e dirottava i pazienti verso le cliniche private. Andiamo a vedere la fotonotizia con la foto di Emma Marrone che si racconta al Corriere: la malattia, le chitarre di papà, vivo di emozioni con le mie fragilità, le amicizie, il nuovo singolo, i concerti. Emma si racconta. Ancora scuola e privacy, la privacy a scuola, ecco come cambiano le nuove regole su chat, pagelle e intelligenza artificiale. Arriva il vademecum del garante. Vediamo Repubblica con l'Europa che blinda Zelensky, ma Trump dice: state sbagliando, incontro a Londra con Starmer, Macron e Merz, accordo su difesa e ricostruzione, oggi da Meloni e dal Papa a Casabianca agli alleati, andate in una brutta direzione. Ancora oro, Banca Italia, dalla BCE, stop al governo, l'Italia riconsideri la proposta Giorgetti, sicuro si risolverà. E poi anche qui migranti, stretta di Bruxelles su rimpatri verso paesi sicuri. Vediamo nel taglio basso: Fini, sbagliai a sciogliere Alleanza Nazionale. Ieri Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale, ospite alla Kermesse di Fratelli d'Italia a Traiu, appunto ha parlato del suo ex partito e ha ammesso la colpa di aver sbagliato a scioglierlo. E poi anche qui lo scandalo della sanità romana, questo primario che è finito agli arresti, tangenti per dialisi, 3.000 euro per ogni paziente. Warner Netflix non è finita, OPA di Paramount. Siamo sempre nel taglio basso di Repubblica. Andiamo a vedere sull'altra voce questa vicenda appunto che riguarda questo primario. Ai domiciliari il primario arrestato, il GIP, mazzette pagate ogni mese, mazzette a cadenza mensile come fossero uno stipendio. È pesante l'accusa per Roberto Palumbo, responsabile del reparto nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, per il quale il GIP ha disposto gli arresti domiciliari. Il medico è bloccato mentre intascava una presunta tangente. Il GIP parla di fatto grave e spiega che ci sarebbero anche le prime ammissioni. Nell'inchiesta sono coinvolte 12
persone. Vediamo la stampa di oggi con questa fotonotizia dedicata invece al campione olimpico Marcel Jacobs. Ho perso la scintilla, ammette, non riesco a tornare in pista, ferito dall'invidia. Su Avvenire vediamo invece malati e feriti restano bloccati a Gaza. L'impegno dell'Italia, ieri l'arrivo di altri 17 bambini. Le evacuazioni non decollano nonostante la tregua, il sistema sanitario è paralizzato in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, dopo i raid israeliani. Sono almeno 740 i pazienti morti nell'attesa di poter lasciare appunto la striscia. Secondo Medici Senza Frontiere, i governi stanno impiegando troppo tempo per decidere o stanziare i finanziamenti, si deve fare in fretta. Sono oltre 30 le nazioni che accolgono, in testa c'è l'Egitto che ha aperto le porte a più di 6.300 persone, il nostro paese ne ha ricevuti soltanto 232. E poi il racconto di Kate Hamned, sottoposta a un intervento al Cairo, bendata e legata al letto. Il resto del Carlino vediamo in alto, intanto i dipendenti di Woolrich, il marchio di abbigliamento. Adesso ascoltateci, l'azienda siamo noi, dipendenti in protesta dopo l'annuncio dei trasferimenti. E poi a Cesena è stato confermato l'arresto di uno stupratore, era uno straniero irregolare. Ancora vediamo nel taglio basso. Caos in reparto con gli infermieri di una Coop, si dimette l'amministratore delegato dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il CDA era pronto alla revoca immediata. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero, con Paramount che sfida Netflix in alto, 108 miliardi per Warner, maxi offerta ai soci, interviene Trump, materia da antitrust, ma il titolo principale è migranti, sì dell'Europa all'Italia, via libera ai trasferimenti extra UE e alla lista dei paesi sicuri. Ci sono Egitto, Marocco, Tunisia e Bangladesh. Soddisfazione a Palazzo Chigi e Viminale, pronti a ripartire con i viaggi in Albania. E poi vediamo la papamobile, la speranza parte da Roma, e il Papa Leone XIV alla tradizionale preghiera per l'Immacolata con bagno di folla in Piazza di Spagna e via Condotti. Il Giornale di oggi, vediamo Salvini. Alza il muro, stop ai permessi per gli islamici, il leghista chiede il rispetto di leggi e tradizioni. E poi paesi sicuri, a Bruxelles passa la linea italiana, il cosiddetto modello Albania, che è stato sperimentato per primo appunto dal governo Meloni. E poi appunto la kermesse di Atreju, di Fratelli d'Italia, ieri protagonista Gianfranco Fini. Fini torna a casa, errore sciogliere AN. Ad Atreju rievocato poi il duello del 93 con Rutelli. I due leader si sono ritrovati di nuovo assieme in un faccia a faccia, così come avvenne nel lontano 1993, quando entrambi correvano per la poltrona di sindaco di Roma, poi elezioni vinte, ricordiamo, da Rutelli, candidato del centro-sinistra. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore con i prodotti cinesi che sono un vero boom appunto economico per quanto riguarda l'export. Cina surplus commerciale record, a novembre superata la cifra di 1.000 miliardi. Materie prime, allarme G7, con i dazi l'export negli Stati Uniti crolla del 28,6% ma balza del 5,9% nel resto del mondo. E poi anche le auto cinesi in Italia, più vendite e centri design.
Si parla anche di manovra sulla prima pagina del Sole 24 Ore, imprese, affitti e fisco, le novità della manovra arrivano alla stretta finale. Obiettivo: chiudere in una settimana, poi passare la palla all'Aula e alla Camera. Vediamo il Fatto Quotidiano, in alto questa notizia: in Svizzera i più ricchi sono italiani. Ecco chi sono i 16 paperoni. Parliamo di nomi importanti per quanto riguarda le case farmaceutiche, la logistica e l'alta finanza. Libero, vediamo ormai è terrorismo, catapulte contro la polizia, i Notav usano macchine per lanciare pietre di 5 kg e bombe con i chiodi durante una manifestazione. L'accusa delle forze dell'ordine alla sinistra: basta coprire i violenti. E poi c'è sul Libero anche un editoriale di Mario Secchi: il vero nemico dell'Europa si chiama Europa. Andiamo a vedere La Verità con questa notizia: il sindaco di New York, il comunista Mamdani, ha deciso di lasciare il bilocale in periferia per la villa in centro, scrive oggi il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi vediamo nel taglio basso: la legge sul consenso non previene gli stupri. Ghisleri, Alessandra Ghisleri dice: la maggioranza degli italiani è dubbiosa sull'efficacia del DDL bipartisan. La Nazione di oggi: a Firenze un uomo teme lo sfratto e fa esplodere la casa e muore tra le fiamme all'alba a Barberino di Mugello. Appunto questa tragedia non è purtroppo la prima storia di questo genere che raccontiamo e che leggiamo sulle pagine dei quotidiani. E poi invece andiamo a vedere un fenomeno nel mondo del calcio. La Toscana delle donne ora passa dal pallone. Sono sempre di più le presidenti appunto di squadre di calcio donne, gli esempi di Empoli, Prato e Terni. Andiamo a vedere anche Il Mattino di oggi e allora vediamo intanto migranti sì alla linea italiana, e poi Zelensky: né morale né legale cedere i territori alla Russia. Il presidente ucraino impegnato in un tour europeo dice: gli Stati Uniti sono indispensabili. Ancora vediamo il Manifesto con questa fotonotizia: educazione americana. A proposito appunto di Stati Uniti, le politiche trumpiane sull'immigrazione fanno scuola. Il Consiglio europeo approva il regolamento sui paesi sicuri, il diritto d'asilo ridotto a questione geopolitica. Negli Stati Uniti lo ius soli rischia di diventare un privilegio. Con questa notizia ci fermiamo, ritorniamo tra poco con i fatti regionali e con gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it.